Cadario è un affascinante e leggendario palazzo veneziano situato nel Sestriere di Dorsoduro, tra la Fondazione Guggenheim e la Basilica della Salute, affacciato sul Canal Grande, più o meno di fronte alla prefettura. È noto non solo per la sua architettura rinascimentale con influenze gotiche, per la sua favolosa facciata mosaicata, ma soprattutto per la fama di essere maledetto. Nel corso dei secoli, infatti, molti proprietari e ospiti del Cadario hanno subito una tragedia, inclusi fallimenti finanziari, morti improvvise, suicidi. Questa sequenza di eventi drammatici ha alimentato la leggenda della maledizione di Cadario. La sua storia è così avvolta nel mistero e si dice che il palazzo abbia portato sfortuna a chiunque lo abbia posseduto o vi abbia abitato. Nonostante la sua oscura fama, rimane una delle dimore più enigmatiche fotografate di Venezia, attirando l'attenzione dei turisti e degli appassionati di storie paranormali. È stato ora venduto all'asta alla modica cifra di 18 milioni di euro, lo leggiamo tra le notizie ANSA. L'acquirente non è noto, ma la sfilza di persone colpite dalla maledizione di Cadario, o meglio da una serie di circostanze sfortunate, è veramente strabiliante, se proprio vogliamo credere nella possibilità che un palazzo porti con sé una così pesante eredità. È vero che alcuni luoghi possono racchiudere in sé un numero di coincidenze più alto che altri, ma è una tendenza tipica dell'uomo cercare un fil rouge negli accadimenti, che se sono negativi e circondati da mistero portano curiosità, interesse e riflettori puntati, ammantando i luoghi di suggestioni alimentate dalla ricerca di correlazioni anche inesistenti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.